Castagnola, il passaggio davanti per George Amboli, è marcato da Guillermo Terrera, il numero 2 in maglia rossa. Questo è Marcos Di Paola, il numero 4, il giocatore di difesa della Cartier. Adriano Agosti, il capitano della squadra, lo insegue Udobro. Chiedeva il fallo, ma buona l'azione ancora di Adriano Agosti, tentativo finale, ma recupera bene Jaime Udobro, il cileno che gioca numero 3, regista di centrocampo della Julius Berbank, ripropone l'azione d'attacco, mentre a terra il galoppo del cileno sul lato sinistro del campo, ma Adriano Agosti lo insegue e gli fa perdere praticamente la palla. Vediamo comunque la Julius Berbank sempre in possesso della palla con Charlie Amboli, giocatore inglese, uno dei due patroni di questa squadra. Charlie Amboli e George Amboli sono due fratelli, mentre Di Paola effettua il back. Questo è Bartolomei Castagnola, il numero 4 della Julius Berbank, che propone la sua attacco, tiro verso l'arco della porta, tocco finale di Udobro, ma allontana, ma sentiamo il tiro di Adriano Agosti per il numero 1 della Cartier, ma intervengono i due altri in campo fischiando, fermando il tempo di gioco. Il gioco è chiaro. Connessione davanti alla porta, praticamente a 3 metri dalla porta. Fallo è stato commesso dal giocatore della Cartier, mentre in attacco per entrare in della Julius Berbank. Questo è Jaime Udobro, il numero 3, che dovrà toccare la palla per la Julius Berbank. 9-3. 9-3, si va a centrocampo. Jaime Udobro in gol. Questa punizione del posto, ricorda che si cambia a porta ad ogni gol. La Julius Berbank in maglia blu attaccata da destra verso sinistra. Si riprende a giocare, vediamo sulla palla Guillermo Terrera, il numero 2 della Cartier, stava a colpo sotto il cavallo, poi recupera la palla in difesa nella propria area, controlla bene, cerca di staccarla Charlie Amboli, il numero 2 della Julius Berbank, ma buona la giocata di Guillermo Terrera, batte sul tabellone dei punti, la palla termina fuori dal campo di gioco. Tornerà lo schieramento, throw-in, il punto dell'uscita della palla e si riprenderà a giocare. Fischia l'arbitro, vediamo uscire dal campo il giocatore, vediamo uscire dal campo il giocatore numero 3 della Cartier. Si tratta del cileno José Doroso, 7 gol di handicap. They didn't come this side at all. How did it become 3? This team is very good, man. 8-2 था. अरे 3 उधर का हुआ है यार. They supposed to be scoring here, then it will come 10. 8-2 था यार. हाफ टाइम पे. नहीं वो 9 होने का था. There was a mistake. 9-2 हो गया था. Squadra completa, si può riprendere il gioco, lancia la palla all'arbitro Oliver Ellis, situazione arbitrale inglese, mentre sulla palla c'è Charlie Amboli che cerca il colpo di volo, recupera molto bene José Doroso. Doroso effettua uno strano attacco verso il tabellone della istituzione della Brioni, dove l'occasione per ringraziare gli sponsor Espresso, Hertz, Padus Palace, Le Prairie, Germain Water Blanche, Villans, AMG, Maybach, Brioni.